for that funny shit, fucking shut up and suck a dick. Tell some cunt that gives a fuck, you insufferable prick. Questa è proprio la macchina di Fast and Furious e chiaramente è stato il mio primo film sulle macchine, sul tuning, che mi ha appassionato. Che cos'ha di particolare questo motore? È il motore di un Corvette che ho trovato in autodemolizione qui in zona, l'ho adattato su per montarlo su questa macchina che praticamente è un Z4, è uno dei 2 Z4 cabrio che sono in Europa preparati da drifting. Marghera come Los Angeles con il raduno di auto spettacolari con meccanici, piloti e futuri campioni di gare. Il chuck tra vistosi compressori e pistoni idraulici da fare invidia a Dominic Toretto, il ritrovo tra i ragazzi dei Turbo Fury. Gruppo capitanato tra gli altri da Simone, che ha realizzato il suo sogno di bimbo. Appassionato d'auto, meccanico, e spero che in futuro diventare un buon preparatore. Dai. È un sogno che ho da quando sono piccolo, da quando ho 6 anni, e speriamo di realizzarlo il prima possibile. Provenienti da diverse zone del veneziano e anche da fuori provincia, sono tutti ragazzi dai 20 ai 25 anni con una passione stellare. Adesso questa macchina, allora, le possiamo trovare in vendita, un Carlos Sainz, quindi l'edizione limitata la possiamo trovare in vendita intorno ai 30-35 mila euro. Però un perito che abbiamo fatto valutare questa insieme quando avevamo in officina un 5 Maxi Turbo 1, me l'hanno valutato intorno ai 75 mila euro. La Toyota Celica Carlos Sainz, la BMW Z4 Cabrio, la Toyota Supra a trazione posteriore e motore anteriore e la grigia Subaru, auto i cui turbo riescono ad appassionare anche il gentil sesso. E adesso anch'io dovrò comprarmi una macchina, quindi potrò seguire anche il mio ragazzo in pista o quando andiamo a fare i giri tutti insieme, quindi ci divertiamo. Passione da cui nascono idee come quella di Federico con i suoi copriteli. Ha aperto la sua attività da appena 2 mesi ed è già richiesto da mezzo mondo. Ci vediamo a Daytona Beach dai Turbo Fiori, ciao!